Grazie ai volontari che hanno trasformato quello che era un semplice capannone vuoto in quella che è la sede che abbiamo inaugurato oggi, sede di assoluto pregio e di assoluto valore. Un grosso grazie anche all'amministrazione comunale che mette a disposizione a titolo gratuito per ben 99 anni questi spazi a questa associazione. Un'associazione di certo importante, un partner importante di provincia di Bergamo, come le altre 100 associazioni di protezione civile che abbiamo sul territorio, un'associazione questa storica, nata in occasione del terremoto del Friuli, che era sicuramente prima della mia nascita, negli anni 70, sul finire degli anni 70, grazie all'intuizione di un'azienda importante per il territorio lombardo quale la Piglia. Io credo che si debba solo che applaudire e ringraziare tutti gli attori e tutti coloro che hanno reso possibile la giornata di oggi, ma soprattutto, se mi è concesso, un invito a tutti i ragazzi e le ragazze che ci stanno ascoltando: avvicinatevi al mondo della protezione civile, perché credetemi è qualcosa di particolarmente interessante, ma soprattutto è qualcosa che può dare uno spunto in più alla vostra vita. Credetemi, l'ho vissuto io in prima persona.